Non passato di Piscia, un compito a cappella.
Sostituzione eseguita con il numero 9 esce Asia Pumba e con un applauso. Con il numero 2 entra Michele Lunaconna.
secondo 23.
4 e Sega al servizio con Vicentina.
Engineer Senior.
siccome ormai sono un po' datato anch'io, mi ero rovinato un po' le orecchie l'ultima volta, quindi c'era la parte femminile, mi pare, no? E praticamente avevo ringraziato un po' tutti i miei collaboratori, uno a uno, per il pareggio, per la sistemazione, per la coreografia delle finali, che è sempre secondo me un bello spettacolo, anche se solo a livello territoriale. E mi ero dimenticato, anche se me l'ero appuntato, della Tiziana Seligno, che oggi ho voluto come alle premiazioni. Perché lei, oltre ad essere 10 anni pubblici che collaboriamo insieme, ha visto tanti miei predecessori, non so neanche da quando, forse da Rossi, no? E poi Caserta, eccetera. Perciò è la vera mente storica del nostro comitato. Facciamogli un applauso intanto, no? Allora, io non solo a voi, ma ai 41 squadre che hanno partecipato a questa nostra fase territoriale, con Under 18, e devo dirvi la verità, che forse è l'unico campionato Covid o non Covid che più o meno ha avuto lo stesso numero di iscritti, quest'anno un paio di più rispetto all'anno scorso, hanno vissuto una fase decisamente complicata, un po' come tutti noi, ma voi come atlete avete vissuto il lockdown, avete vissuto il Green Pass, tutta una serie di situazioni complesse, però avete tenuto botta e oggi siete qua. Un applauso ve lo facciamo a voi che avete tenuto duro. Brave cose. Adesso, visti anche i tempi un po' ristretti, io vi auguro di godervi la fase regionale comunque vada, vissuta come oggi, con intensità, perché ci avete dato dentro tutti e due, con voglia di fare, di divertirvi e di impegnarvi soprattutto verso le vostre società e i vostri allenatori. In bocca al lupo veramente di cuore. E per concludere, mi tocca fare un evviva a tutti i papà del volley che oggi saranno presenti qua. Perciò no, che c'è nome mazzo a tutti i papà del volley. Continuiamo con il nostro protocollo. Grazie al Presidente Michele Conti, ricordiamo che entrambe le formazioni appunto partecipavano alle finali regionali che inizieranno in giugno aprile. È tempo di premiare la squadra quarta classificata, quindi Tiziana Seligno e il Presidente Michele Conti consegno la coppa alla pallavolo Cappella Maggiore. Diamo ora un riconoscimento agli allenatori delle squadre che sono arrivate qui. Il Presidente Michele Monti consegna un premio a Guido Macrangi dell'Etterina Valle Canavese e Claudio Sallante. Ed è il momento di proclamare la squadra terza classificata.
Ringraziamo